è morta sul colpo, la figlia gravissimo, un bambino di 7 anni ferito, pesantissimo bilancio di uno scontro tra due auto a Venegazzù, incidenti in Alpago, Vittoriese perde una gamba. Parlano il marito e il figlio della 49enne di Breda bloccata per strada mentre tornava a casa, rapinata e presa a schiaffi da due individui fuggiti poi con la sua borsetta, ritrovata a San Bartolomeo. Aeroporto, dopo le accuse e le minacce di denuncia, si trovano faccia a faccia l'assessore all'ambiente di Treviso Manera e il sindaco di Quito Dal Zio. Una stretta di mano non basta a sciogliere il gelo. Da giovedì mattina non si hanno più notizie di Adriana Coan, pensionata di 79 anni di Vittorio Veneto. Si è allontanata da casa in auto sparendo nel nulla, l'appello del figlio. Carenza di medici, l'USL 2 marca trevigiana assume 10 dottori romeni. Il governatore Zaia, una sconfitta ma è il segno dei tempi. Una campana di cioccolata per portare un sorriso ai bambini costretti a trascorrere la Pasqua in ospedale. Antenna 3 ha consegnato ai piccoli pazienti il goloso dono. Sorpresa pasquale per una famiglia trevigiana. Nella casca della posta il nido di una cinciallegra e i piccoli nati da pochi giorni sono sorvegliati da un guardiano speciale, il cagnolino di casa. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3 in primo piano. Lo avete sentito anche dai titoli, la cronaca con la drammatica giornata vissuta oggi sulle strade trevigiane con due incidenti molto gravi. Il più grave quello accaduto nel primo pomeriggio a Venegazzù, dove una 71enne è morta, diverse le persone rimaste ferite. In Alpago invece sul Fadalto un centauro vittoriese ha perso una gamba. Dramma nel pomeriggio a Venegazzù di Volpago del Montello. In uno scontro fra due auto nei pressi dell'incrocio tra via Gasparini e via Spineda ha perso la vita una pensionata di 71 anni di Trevignano. Distrutte le due vetture, il gravissimo incidente, la cui dinamica è al vaglio della polizia stradale, è avvenuto poco prima delle 15:30. L'impatto è stato violentissimo. Morta sul colpo l'anziana, estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Ferita in maniera grave la figlia di 32 anni, trasportata con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Nell'altra macchina viaggiava un'intera famiglia di Castello di Godego, mamma, papà e due bambini. Il piccolo di 7 anni è stato portato in ospedale a Treviso in condizioni di media gravità. Un altro ferito è stato accompagnato al pronto soccorso di Montebelluna. Una Pasqua questa funestata da numerosi incidenti. Lungo la statale Alemagna sul Fadalto poco prima delle 14 si sono scontrati 3 mezzi, una moto, un'auto e una bicicletta. Ad avere la peggio il centauro, un vittoriese trasportato d'urgenza in ospedale. L'uomo ha perso una gamba. Chiusa la strada in entrambi i sensi di marcia fino alla rimozione dei mezzi. Infine questa mattina altro scontro frontale tra due vetture a Levada di Ponte di Piave. Una delle macchine è finita dentro un fossato piuttosto profondo. 2 donne sono rimaste ferite, la più grave trasportata al Cafoncello, l'altra a Oderzo. Ci spostiamo adesso a Breda di Piave, dove una 49enne di San Bartolomeo è stata bloccata per strada, rapinata e schiaffeggiata da due sconosciuti scappati poi con la sua borsetta. Nel servizio il racconto e lo sconcerto del marito e del figlio. A un certo punto si è trovata la macchina bloccata e sono scesi queste due persone e le hanno portato via la borsa, uno a destra e uno a sinistra, e quello a sinistra le ha dato anche 2 schiaffi. La borsa è stata ritrovata stamattina a San Bartolomeo, spariti ovviamente i 1.600 euro che conteneva, ma quel che lascia l'aggressione subita 2 sere fa in via vicinale delle Code tra Pero e Campagne di Breda da una 49enne, Roberta Peloso, è innanzitutto lo sconcerto. Il marito Claudio, il figlio Christian non si capacitano. Seguita alle 10:30 di sera lungo questa stradina da una BMW nera, a bordo 2 uomini dalla pelle olivastra, forse magrebini, che l'hanno costretta a fermarsi, schiaffeggiata e derubata della borsetta che teneva sul sedile del passeggero. Così ha riferito sotto shock ai carabinieri. Hanno detto qualcosa? Niente. È stata frazione di pochissimo, di qualche decina di secondi. Macchina che non avevate mai visto qua intorno? Mai. Senta, e sua moglie che cosa ha detto? Cosa vuoi ha detto? Paura tanta e rabbia anche da un certo senso. Certo, è andata anche bene perché insomma... Sì, è andata anche bene, visto... Cioè, fa male i 2 schiaffi che ha preso, quello sì, fa male.
Difficile che sia stata seguita a lungo. Dopo aver prelevato il denaro aveva effettuato diversi spostamenti. Arrivava da casa dei genitori, da Quinto, marito e figlio, ci accompagnano sul luogo dell'aggressione tra via Code e via Vicinale Marche. L'ha seguita quindi da Pero per tutta questa strada che oltretutto è anche molto stretta. Sì. E l'ha fermato dove? Qua, su questo punto qua. 20 metri prima, perché avere due possibilità di fuga, no? O via di qua, che si salta sempre fuori il Pero, o via di qua. Tutti dicono, ci dicevi, che non hanno visto niente. Esatto. Anche perché qua poi è buio di sera, non è facile. Tutti dicono. Aspettate ora le indagini dei carabinieri per capire chi è stato. Sì. Se si può, sì, se no, niente. Per i D'Ametto non sarà la Pasqua che speravano, ma da famiglia solida e da grandi lavoratori non si perdono d'animo. Superiamo sto shock qua e dopo bisogna andare avanti sempre. Questa mattina c'è stata l'inaugurazione del tratto di collegamento della ciclabile Ostiglia tra Comune di Treviso e quello di Quinto, occasione ufficiale di contatto tra i due protagonisti del botta e risposta dopo la decisione della Commissione Via Regionale sui voli del Canova. Vediamo com'è andata. E qua faremo una pista d'atterraggio. Ci ha provato pure il governatore del Veneto a sciogliere il gelo tra Treviso e Quinto sul caso aeroporto, dopo la decisione della Commissione Via e la cancellazione di tutti i decolli sulla città. Intanto oggi all'inaugurazione del tratto dell'Ostiglia, che guarda caso salda a Treviso con Quinto, si aspettavano che succedesse qualcosa, soprattutto dopo i toni accesi dei giorni scorsi. Poi non è passata inosservata l'assenza del sindaco Mario Conte, rappresentato dal vice ed estraneo alla polemica dei Checchi, e l'arrivo in ritardo del sindaco d'Arzilio, che a onor del vero ha presenziato prima al funerale del concittadino morto sul lavoro lunedì scorso. Tutte aspettative per qualche colpo di scena a quel punto erano riposte sulla presenza del contestato assessore Alessandro Manera, rimasto sempre a debita distanza del gruppo di Quinto e attorniato dai colleghi assessori e consiglieri comunali. Poi è arrivato Gentilini e con Zaia è iniziata l'operazione di sgelo. Ma vi vuoi domandare il governo del 1938, quando Mussolini è venuto a inaugurare l'aeroporto? E io c'ero, mi sembra. Io c'ero. Nel 29, 7 anni. Cosa 7 anni? Nel 38 quanti ne avevo? 7 anni. 8, 9, giovane, Ballina, tu capivo. E c'era il deserto. Che sia un tasto Dollens lo si percepiva chiaramente, visto che nessuno dei contendenti ha voluto parlarne direttamente. Così dopo la parte ufficiale è iniziato il lavoro dei pontieri, da una parte e poi dall'altra, fino ad arrivare alla stretta a denti stretti. Questo è l'inizio della pace. È l'inizio della pace. Allora, facciamola così. È Pasqua, ti faccio gli auguri, buona Pasqua a te e alla famiglia, perché va bene tutto. Sappi che da parte mia io voglio andare a fondo della cosa, non mi è piaciuto come è stata gestita la cosa e quindi andrò a fondo nel capire cosa è successo. Giusto. Trovo inaccettabile che in 24 ore una commissione via inserisca delle osservazioni fatte al comune. Un commissario che dica a me, ma lei ha mai scritto? Io vorrei dirgli, hai mai guardato le carte? Sono 10 anni che io scrivo, ma probabilmente il peso delle osservazioni in Treviso arrivate 24 ore prima sono più importanti di quelle fatte da un comune da 10 anni a questa parte. Come dire, al di là della stretta di mano, la storia continua. Da giovedì mattina non si hanno più notizie di Adriana Coan, 79enne di Vittorio Veneto, scomparsa da casa. L'appello del figlio. Sono giorni d'angoscia per i familiari di Adriana Coan, 79 anni, di cui non si hanno più notizie da giovedì mattina, scomparsa nel nulla con la sua auto. La donna, come era solita fare intorno alle 9, è uscita dalla sua abitazione di Vittorio Veneto per fare la spesa e passare in cimitero a salutare la figlia defunta. Intorno alle 12, come ogni giorno, il marito l'ha attesa a casa per il pranzo, ma la donna non è rientrata. L'uomo ha così avvertito il figlio e a quel punto sono scattate le ricerche delle forze dell'ordine. I carabinieri hanno visionato le telecamere di videosorveglianza posizionate a Vittorio, ma anche nei comuni limitrofi. I carabinieri, appunto, l'auto l'hanno localizzato il giorno, se non sbaglio, il giorno 19, diciamo, è stata vista passare dalla zona di Godega di Sant'Urbano, Maserava sul Piave, Ponte della Priula, e l'ultimo avvistamento è stato a Susegana. L'ultimo avvistamento alle 13:30 del 19 aprile all'altezza della rotonda di Susegana in direzione Conegliano, zone che, ci spiega il figlio, non erano abitualmente frequentate dalla mamma, che per i suoi spostamenti copriva un raggio limitato tra Vittorio Veneto e San Giacomo di Veglia. Si ipotizzava che si fosse persa perché non è una strada solita, cioè non abbiamo conoscenze in zona, parenti, così, quindi per lei è una strada sconosciuta questa, anche perché non è una strada scontata come passaggio
se per aver fatto una strada così secondo me aveva perso l'orientamento. La donna si trovava al volante della sua Renault Clio grigio scuro targata CK403 RX. I familiari chiedono a chiunque abbia visto Adriana o la sua vettura di contattare i carabinieri. La compagna trevigiana di Alberto Vazzoler, l'ex dentista di San Donà di Piave, sotto processo a Padova per l'accusa di riciclaggio di denaro, non poteva sapere che nel forno erano stati nascosti dei soldi e così ha mandato in fumo insieme allo strudel che stava cucinando anche 40.000 euro, è quanto emerso in aula durante il procedimento. Silvia Moro non poteva proprio saperlo che nel forno di casa c'erano dei soldi, una barca di soldi per essere precisi, 40.000 euro che erano stati occultati in un periodo piuttosto turbolento per il suo compagno, Alberto Vazzoler. E così assieme allo strudel, infornato a 200 gradi canonici nel forno di casa, sono andati in fumo anche quei 40.000 euro. L'incredibile episodio è emerso nel corso del procedimento relativo all'indagine sul riciclaggio di denaro sporco, del quale è accusato proprio Vazzoler, ex dentista di San Donà di Piave. A raccontare la costosa disavventura è stata la stessa Moro che con un messaggio WhatsApp spedito a un parente ha ammesso di aver fatto una cavolata. Parliamo adesso di sanità con la decisione dell'ULSS 2 Marca Trevigiana di assumere 10 medici romeni per far fronte alla carenza di camici bianchi. È una sconfitta, è il segno dei tempi. Il governatore Zaia commenta così la decisione dell'ULSS 2 di assumere 10 medici romeni per far fronte alla carenza di camici bianchi negli ospedali. Ha fatto bene il dottor Benazzi a provvedere alle esigenze ovviamente di questo comparto sanitario. L'assunzione di 10 medici rientra nella convenzione tra l'ULSS 2 e l'Università di Timisoara, città gemellata da tempo con Treviso. Il direttore generale Francesco Benazzi spiega che i dottori in arrivo non sono ancora quelli che servirebbero, ma che sono sufficienti per evitare le emergenze. Quella di convenzioni con università straniere sembra essere al momento l'unica strada percorribile per arginare la carenza dei camici bianchi, 1300 quelli che mancano agli ospedali veneti in attesa di altre misure. Bisogna drasticamente, urgentemente cambiare la programmazione. A livello di formazione di università io sono per assolutamente eliminare il numero chiuso, se non altro perché non possiamo selezionare un bravo chirurgo a 19 anni con un test di ammissione, ma lo dobbiamo vedere in sala operatoria, e dall'altro rivedere tutto il modello delle scuole di specialità. Oltre 40.000 euro saranno destinati a Treviso nell'ambito dell'operazione del progetto Scuole Sicure per l'anno 2019-2020. I comuni interessati dovranno presentare la richiesta di finanziamento alla Prefettura entro il prossimo 31 maggio. Il contributo potrà essere destinato nel prossimo anno scolastico alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza, all'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale, al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale e ancora all'acquisto di mezzi e attrezzature e alla promozione di campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente al Veneto arriveranno 86.000 euro ripartiti appunto tra Treviso e Vicenza. E adesso i ragazzi del centro sociale Django e i partigiani dell'Ampi che hanno presentato le iniziative per il 25 aprile e la festa della liberazione in città. Resistenza da che cosa in questo 2019 e da chi? Resistenza dal decreto Salvini, resistenza dal decreto Pillon, resistenza da Zanini, resistenza da chi cerca di rendere normativa degli elementi assolutamente fortemente discriminatori. Questa è la festa del 25 aprile secondo i ragazzi del centro Django, che con l'associazione Partigiani ed altri movimenti giovedì prossimo ha organizzato la festa della liberazione in Restera. Dal pomeriggio tutta una serie di iniziative per dire no a questa epoca storica che non esitano a definire di repressione. A Treviso abbiamo dal decreto, comunque dalla mozione Zanini al DASP urbano per delle zone del centro, insomma ci sono tanti elementi, vediamo tutti i giorni comunque questo tentativo di marginalizzare determinate fasce di cittadini. Un autoritarismo strisciante, quello che il centro sociale ma anche i partigiani trevigiani vogliono far emergere nel giorno della liberazione. Noi festeggiamo la resistenza perché la resistenza è un atto liberatorio, è un atto positivo che deve essere assolutamente festeggiato e lo festeggiamo anche per ricordarci quello che è stato e per evitare che si ricreino le condizioni perché determinate barbarie ritornino. Accanto alla festa altre iniziative di riflessione non solo sulla città ma sull'Europa, il suo futuro e le sue contraddizioni, come lo spettacolo Nazi Europa o la mostra sulla resistenza europea allestita al Palazzo di Trecento. Abbiamo pensato in questo momento in cui l'Europa è profondamente in crisi e in cui molto spesso si
contrappongono due visioni puramente ideologiche e astratte per l'Europa contro l'Europa, di andare invece a recuperare le radici profonde di questo movimento, che è contro i totalitarismi, contro la guerra fortissimo, e di riproporle per partire da là per un nuovo progetto di Europa. La prossima settimana la Regione dovrebbe decidere la nuova dirigenza del Parco del Sile. Quando si dice ciclabile Ostiglia si dice anche Parco del Sile, e oggi, oltre all'argomento inaugurazione e aeroporto, tra i presenti girava anche quello sulla nuova dirigenza del parco, che la Regione dovrebbe indicare mercoledì prossimo. Ufficialmente nulla da dire, ad iniziare dal commissario Giovanni Viti, che le uniche parole le ha pronunciate esclusivamente per i ciclisti. Ero mercoledì in Commissione Ambiente, invitato dalla Commissione Ambiente del Comune di Treviso per illustrare un progetto del Silife che abbiamo ultimato l'anno scorso col Parco del Sile, e la Commissione stava proprio discutendo, c'era anche l'assessore, di questo tema. È fondamentale per il turismo, ma è fondamentale per la salute dei nostri bambini, dei nostri anziani, andare in bicicletta. Passaggio in comune che qualcuno ha interpretato anche per anticipare i nomi del successore del commissario alla dirigenza del Sile, e tra i predecessori presenti e assenti, un tempo al vertice di Villa Letizia, la convergenza sui possibili papabili è stata pressoché unanime su uno dei volti storici sia della politica trevigiana che del parco. E Fulvio Pettenà era tra i presenti e, come ogni candidato, ha preferito non sbilanciarsi, ben sapendo che, parafrasando la sua passione per la pesca, finché non l'hai nel secchio il pesce non si può dire preso. Ci separiamo adesso per pochissimi istanti di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, dopo averlo annunciato indirettamente con i servizi che avete visto nel corso del nostro TG, siamo arrivati a parlare dell'inaugurazione di quello che è stato definito l'ultimo miglio della Treviso-Ostiglia, ovvero il raccordo tra Quinto e la città con lo storico capolinea della stazioncina di Santi 40. 2,5 milioni di euro l'investimento complessivo. Lei l'Ostiglia che cos'è? Prendere la bicicletta e andare a fare la spesa. Come dire che l'ex ferrovia dimenticata in base delle piante oggi è diventata la strada di casa, e con questa inaugurazione anche con uno degli storici capolinea, ovvero la stazioncina trevigiana di Santi 40. Il taglio del nastro per quel raccordo che mancava e che ne fa un unico percorso di oltre 56 km fino alla Vicentina Montegalda. Ne mancano ancora 60 per raggiungere Ostiglia, comune mantovano sul Po, ma soprattutto 9 milioni di euro e 2 progettazioni importanti per superare altrettante autostrade. Che sia un'opera vincente lo dimostrano i ciclisti che subito dopo l'inaugurazione hanno iniziato a percorrere il nuovo tratto, molti senza sapere che solo da oggi non ci sono più ostacoli per chi parte o vuole arrivare a Treviso. Un sottopasso della tangenziale, un altro per il viale della dogana e una passerella, le opere realizzate in 2 anni per questi 2,5 km tra Treviso e Quinto. Ma per i ciclisti, oggi come ieri, la Treviso-Ostiglia è qualcosa di più, come conferma un'appassionata delle 2 ruote. L'Ostiglia è la possibilità di creare connessioni in più parti di paesi, valorizzare l'ambiente e permettere la salute per le persone, perché possono utilizzare strumenti come la bicicletta, un mezzo di trasporto come la bici, per fare percorrenze di breve durato anche più lunghe come cicloturismo. E a proposito di 2 ruote, MOM parte con un nuovo progetto, andare a Jesolo portandosi la bicicletta. L'estate insomma si fa green con la formula Bus and Bike. Andare a Jesolo con il bus, portandosi dietro la bicicletta, un progetto sperimentale che prenderà il via a Pasquetta. Saranno 4 le giornate, il 22, il 25, il 28 di aprile e il 5 maggio. Il nuovo servizio punta a rispondere alle esigenze della nuova clientela cicloturistica. Crediamo ad una mobilità diversa. In questi anni da direttore generale ho cercato sempre di declinare la mobilità in maniera diversa. Ci consideriamo e considero MOM come un distributore della mobilità, e in questa definizione ci sta proprio anche la mobilità sostenibile, e quindi non solamente il mero trasporto su gomma ma anche la bicicletta come valore aggiunto. Il bus per il mare è un'opzione sempre più richiesta da quanti vogliono godersi il tempo libero senza il pensiero del traffico. Nel corso del biennio 2016-2018 i passeggeri in estate sulla tratta Treviso-Jesolo
sono passati da circa 22.000 a oltre 31.000. Ora, spiega Rossi, guardiamo ancora di più al turismo e al tempo libero, non solo per i trevigiani diretti al mare, ma anche per i tanti turisti presenti sulle nostre spiagge desiderosi di visitare l'entroterra veneto. Sul turismo della nostra provincia ci sono dati importanti, spiega Alessandro Martini di Fondazione Marca. Da un lato numeri importanti che al 31 dicembre dicono che la provincia di Treviso è cresciuta del 6,5% in termini di notti dormite rispetto al 2017 e questo è certamente frutto di un importante lavoro di promozione da parte di tutti gli operatori nel corso di questi anni. Il rovescio della medaglia è che c'è un aumento dell'offerta ricettiva e che evidentemente rischia di ridurre quelle che sono le redditività del turismo in senso lato. Antenna 3 ha consegnato una campana di cioccolata ai piccoli pazienti della pediatria di Treviso, un modo per regalare un sorriso ai bambini che trascorreranno la Pasqua in ospedale. Eccola la golosa campana di cioccolata che questa mattina è arrivata direttamente nell'oasi di pediatria dell'ospedale di Treviso. Sorrisi e occhioni spalancati dei bambini che domani potranno aprirla festeggiando la Pasqua. Antenna 3 ha voluto portare un dono per rendere questa festività un po' meno triste per i piccoli che devono trascorrerla nel reparto. Vi ringrazio a nome del primario, il dottor Stefano Martellossi, per questo momento di gioia che avete donato ai bambini. Passare una festa tra le mura ospedaliere è sempre un momento difficile e che incide nella morale del bambino, nella sua evoluzione psicologica. Grazie a queste iniziative, grazie all'intrattenimento che possiamo offrire, il bambino pensa di essere ancora tra le mura domestiche. Una ventina i bambini che attualmente sono ricoverati nel reparto di pediatria, assistiti da medici ed infermieri pronti, anche solo con un piccolo uovo, a farli felici. Non li vedi sofferenti, dimenticano ciò che hanno provato e basta un uovo per cambiare la vita. E domani il grande giorno, quello dell'apertura delle uova e della super campana. Noi speriamo nel nostro piccolo di aver contribuito a regalare ai bimbi un sorriso ed anche con le nostre telecamere un momento diverso di curiosità e felicità. E restando sempre in clima pasquale, una storia che ha come protagonisti un uomo, un cane e le loro cinciallegre. Questa è la storia di Dino, del suo cane Sam, ma soprattutto di queste cinciallegre. Un nido che da qualche giorno intorno il suo canto verso mamma Cincia, che non smette mai di volare per poi entrare dentro questa cassetta delle lettere per sfamare la sua nidiata. Sentite come chiamano i piccoli. I loro cinguettini passano lo spesso metallo della porticina. Ma è solo una parte di questa storia pasquale, perché l'altra ha come protagonista Sam, questo cagnolino che di fatto ha adottato la nidiata. È stato lui ad accorgersi per primo di questa presenza. È sempre qua che guarda che insomma nessuno dia fastidio agli uccellini. Sempre qua, sempre qua. Ma com'è che si è accorto degli uccellini? Io quest'anno, perché secondo me è troppo anticipata questa cosa, mi sono accorto grazie al cane, perché è stato lui a chiamarmi. Probabilmente lui sentiva i cinguettini, sapendo che c'era il nido, pian piano ho guardato e ho visto che erano già nati quest'anno. Dino di mestiere fa il contadino e ci tiene a questa qualifica perché dice l'agricoltore oramai non si sporca più le mani e questo lo allontana sempre di più dalla terra. Contadino, scarpe grosse ma cervello fino. La terra la deve avere sempre con sé, magari sui calli delle mani o sotto le unghie, in una simbiosi con la natura che non ha età. Ed è quella sintonia che mette in armonia Dino, il suo cane e le loro cinciallegre. Ecco perché riesce ad aprirci la cassettina senza spaventare mamma Cincia, ma soprattutto senza che Sam ci salti addosso in difesa del nido. Poesie? Tutt'altro. Sentite cosa è successo l'altro giorno all'incurante postino. Un postino che è venuto per la prima volta non ha controllato il cartello, così non ha fatto caso e ha messo la posta dentro la cassetta. Per fortuna che c'ero io qua, perché il cane gli è saltato addosso. Per Dino, il contadino, questo è un vero e proprio dono di Pasqua. È veramente un bel regalo di Pasqua, diciamo che anche non è la prima volta che lo fanno, sarà la quinta volta questa. Però? Sì, però non così anticipata, insomma. Intanto Sam ci guarda un po' sospettoso, un po' divertito. In tutta questa scena gli unici intrusi in fondo siamo proprio noi. Così facciamo chiudere la cassettina, accarezziamo Sam e ringraziando Dino salutiamo questo piccolo angolo di paradiso nella piana trevigiana, portandoci nel cuore il canto pasquale delle cinciallegre.
E con questa bella storia pasquale non mi resta che ringraziarvi per averci seguito, lasciarvi le previsioni del tempo e naturalmente augurarvi una serena Pasqua. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. La giornata di Pasqua sarà caratterizzata ancora dal bel tempo sul Triveneto, sempre grazie alla presenza dell'alta pressione. Nel dettaglio sul Veneto avremo tanto sole su tutte le province, il cielo risulterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime tra 18 e 23 gradi. E sarà soleggiato anche sul Friuli Venezia Giulia con cielo sereno ovunque, salvo per qualche nube a carattere sparso sui rilievi, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 23 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà ampiamente soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi sparse. Temperature minime sui 7 gradi, massime sui 24 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.